Dopo la sera di Pasquetta e quella seguente in via Poerio a Mestre, giovedì c'è stata l'ennesima rissa tra bengalesi finita nel sangue, questa volta in via Montenero a 2 passi da via Piave. Due gruppi armati di catene di biciclette e mattoni staccati dai marciapiedi si sono affrontati. All'origine ci sarebbe un regolamento di conti tra famiglie provenienti dallo stesso territorio e da cui uno dei referenti della comunità bengalese a Mestre, che si è sempre contraddistinta per la sua volontà di integrazione, prende le distanze. Quello che sta succedendo non fa riferimento a tutta la comunità, ma bensì una piccola città che c'è in Bangladesh che si chiama Abdullahpur. E praticamente questa situazione è venuta fuori dopo che per un'associazione, due gruppi di una città che sono all'incirca 400-500 persone di questa città che vivono a Mestre, queste persone hanno litigato tra di loro. Io vedevo da settimane che stavano facendo riunioni e per trovare una soluzione, finché è successo un episodio che uno ha aggredito a un ragazzo, e da là è venuto fuori tutta questa situazione di divisione di due gruppi all'interno di una città piccola. La comunità bengalese non è questa, la comunità bengalese è ben altro. La comunità bengalese è composta da lavoratori, imprenditori per bene. Ecco perché Aulader si augura che la situazione si stabilizzi quanto prima. Noi chiediamo alle forze dell'ordine, che hanno già individuato alcuni soggetti che hanno partecipato a queste aggressioni, a queste risse, che individuano il resto degli individui e che li mettono di fronte all'autorità. Purtroppo c'è una mancanza di conoscenza della buona convivenza e del rispetto delle leggi. Ci sono alcuni ragazzi che sono arrivati da poco in Italia e purtroppo non sanno nemmeno dove sono, e quindi noi come Giovani per l'Umanità o altre associazioni cercheremo di fargli capire la buona convivenza.